luna, luna, tu luna caprese. Oggi vi porto a Capri, prepariamo insieme i fidanzati di Capri. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Per fare i fidanzati di Capri vi occorrerà zucchine, fiori di zucca, una crema di parmigiano, i fusilloni. Allora, tagliatevi le zucchine, non mi dite il peso perché quello che faccio a sentimento, scalogno, olio e fate rosolare un po' le zucchine. Fiori di zucca, facciamo saltare 100 g di burro e 100 g di amido di mais, 100 ml di latte, parmigiano guaiù a sentimento, almeno 100 g, e prepariamo una crema al parmigiano. Poi portate tutto a bollore. Appena la crema si intensa, la spegnete e la tenete da parte. Mi era rimasta una goccina di latte. Sapete che ho fatto? La ci messa una tavola in da busto. Sapete perché? Perché mia nonna mi ha insegnato a riciclare tutto. Sapete che mi diceva? Diceva non mia nonna, quando erano i tempi quelli, non ci abbiamo mangiato il cavolo, ci abbiamo mangiato la scorza, la buccia, il torsolo del cavolo. Guardate che bella cremina. Deve essere così liscia e omogenea. Te, mettiamo sale. Cioè. In realtà io vi ho detto i fidanzati di Capri, quello è solo un tipo di pasta. Io ho preso questi qua, i fusilloni. Aggiungete un mestolino di acqua di cottura ai fiori di zucca e alle zucchine. Calate la pasta, a che zucchine? 10 minuti e barre create. Prendete la pasta direttamente dall'acqua di cottura e la mettete in padella insieme alle zucchine e ai fiori di zucca. Adesso unite la crema di parmigiano e mescolate insieme. Mentuccia fresca e basilico. Vieni, metti l'occhio qua dentro, tieni, sciacquo dell'occhio, tieni. Guarda che fidanzati Capri, questa è passione eterna. Assaggiamo. Mi fa stare. E se piace questa ricetta, scrivetemi nei commenti. Abbracciami più forte, che pochi se ne fottono. Lollo caffè, guagliù. E che meraviglia.